Suzuka rappresenta uno dei tracciati più tecnici dell'intero mondiale di Formula 1, due rettilinei da oltre 300 km/h, un tratto misto veloce particolarmente impegnativo per la telaistica e quindi anche per le coperture. Si viaggia con tanto carico aerodinamico e quindi la monoposto di fatto è aiutata nel recupero dell'aderenza, ma le sospensioni giocano un ruolo decisivo nell'assorbimento delle asperità della pista, nella fase di beccheggio in frenata, ma soprattutto per quanto riguarda il rollio durante la percorrenza delle curve. Sono due gli schemi di sospensione posteriore adottati dalle monoposto di Formula 1. La Red Bull ha ripreso la soluzione Pull Road inaugurata l'anno scorso, sviluppata nell'arco di quest'anno, che di fatto prevede il puntone di reazione rovesciato rispetto alla sospensione normale, quindi un ammortizzatore verticale integrato all'interno del cambio che di fatto ha infulcrata la barra di torsione e consente di gestire il movimento di rollio della monoposto con precisione assoluta. Parallelamente abbiamo una seconda soluzione sospensiva, quella più tradizionale utilizzata da quasi tutte le monoposto di Formula 1. 3 elementi sopra il cambio, quindi un piccolo limite dal punto di vista degli ingombri della vettura perché l'aerodinamica posteriore dovrà essere leggermente modificata per questa soluzione. Ma di fatto questa architettura prevede 2 elementi paralleli sopra al cambio che sono collegati direttamente ai rocker, ai bilancieri. All'interno del bilanciere avremo infulcrato direttamente sulla fusione del cambio una barra di torsione. A seconda dello spessore, la barra di torsione assegna più o meno elasticità e quindi un maggiore o un minore rollio della monoposto durante la percorrenza delle curve. Sopra avremo il terzo elemento che di fatto è delegato a gestire il beccheggio della monoposto in fase di accelerazione, quindi lo schiacciamento verso il basso della vettura quando c'è una motricità impegnativa su tutto il retrotreno. Dal punto di vista della messa a punto, della adattabilità della sospensione posteriore alle caratteristiche del circuito, certamente la seconda soluzione, quindi quella a 3 elementi sopra il cambio, è decisamente più performante, ma comunque sappiamo che la Red Bull ha delle eccellenti capacità di messa a punto della sospensione posteriore, viaggiando comunque con una monoposto decisamente più rigida su tutti i tracciati e quindi probabilmente anche su quello di Suzuka.